Domenica 17 gennaio sul campo di Pescantina incontriamo in una giornata ostica una squadra altrettanto ostica. Nella giornata dello scivolone dello Zevio contro il Borgo Veneto non abbiamo saputo approfittare dei 3 punti, portiamoci a casa questo punticino in trasferta, cercando di trovare nelle prossime partite le scintille degli ultimi 16 metri di cui parla il cronista dell'Arena. Dirige l'incontro il signor Fianco, assistito dai signori Curca e Ramazzina. Comincia il primo tempo, batte il Pescantina. La partita si infiamma subito con questa azione del Pescantina, rimessa da fallo laterale, bel passaggio, controllo e tiro, ma è alta sulla traversa. Poco dopo è Olivieri che parte, la passa a Varano che la mette per Pasini, scambio con Soave, ma Callino mette a fondo campo. Poco dopo è Belfanti che lancia Varano sulla destra del campo, è toccato duro dal 17, sulla distinta c'è qualche problema con i nomi, non posso dirvi chi è. Sulla successiva punizione di Olivieri un difensore respinge e l'azione sfuma. Rimessa di Arduini e lotta al centro dell'area, poi c'è un fallo di mano di Ambrosio e il gioco è fermato. La partita prosegue con pochi tiri verso le porte, ma a seguito di questa rimessa vediamo il primo tiro serio, la prima volta ribattuto, il secondo peritore piazzato e para. E dopo questa rimessa del Pescantina conquistiamo palla, qualche rimbalzo, la palla arriva a Varano che tira, ma il tiro ribattuto ed è salato. E sulla rimessa di Arduini c'è questo scambio, un tiro verso il centro dell'area, la palla arriva a Soave che cerca di mettersela, ma un difensore la mette fuori. La partita è sempre stata accesa, ci sono stati molti falli, vediamo questo fallo di Varano e la successiva punizione che finisce fra le braccia di Peritore. E vediamoci adesso questa azione da Paperissima, il 18 è solo ma la butta ampiamente fuori bersaglio. E vediamo questa azione pronta per Pasini che recupera sulla destra del campo, centra per Soave che si districa sulla respinta, la palla arriva a Pasini, il suo tiro è da dimenticare. Gli accesi scontri hanno portato a diversi falli, sull'ennesimo fallo arriva anche il giallo. Non ci sono grandi azioni da vedere in questo primo tempo, guardiamoci questa uscita di Peridore che atterra un avversario, poi la palla esce a fondo campo. E guardiamo questa nuova occasione per il Pescantina, rimessa da fallo laterale e passaggio verso un giocatore che la mette per un compagno, il tiro sfiora la traversa. E rivediamo il 17 del Pescantina che con questa azione individuale tira ancora verso la nostra porta, Peritore para. E rivediamo ancora il 18, il suo numero non c'è nella distinta, escursione, tiro verso il centro dell'area che viene respinto, recuperato da un altro giocatore del Pescantina, c'è questo tiro raso terra che il Peritore para. E ultima azione del tempo è ancora Arduini che serve Benfatti che la mette per Prota, poi la palla è recuperata da Nardi, poi l'arbitro fischia e chiude questo triste primo tempo. Comincia il secondo tempo, batte il Santa Lucia. Il Santa Lucia attacca subito, Viola conquista palla, poi viene fermato, ma la palla è recuperata da Varano che tiro senza pretese, Carletti raccoglie.
E ancora Santa Lucia, Varano si destreggia sulla destra del campo, poi la mette per Prota che viene atterrato in questa maniera, si rialza e tira, il suo tiro deviato esce a fondo campo. Alla battuta va Prota, il suo tiro è respinto, poi Nardi tenta un tiro al volo che finisce alle stelle. Adesso è Ambrosio che con questa azione personale resiste alle cariche dei difensori, arriva sulla sinistra del campo. Gran tiro per Belfanti che tira, ma il suo tiro è ribattuto. Prota tenta un tiro al volo, ma è alto sulla traversa. E ancora Santa Lucia, Pasini per Ambrosio, si lancia verso la porta e tira, il suo tiro è messo fuori da un difensore. Sul successivo calcio d'angolo la palla attraversa tutta l'area, poi è messa fuori. E prima sostituzione per il Pescantina, 18 per l'8. Distesa del Pescantina sulla sinistra del campo, cross verso il centro e tocco, Peritore la mette fuori. E cambio anche nel Santa Lucia, entra Peritore ed esce Prota. Ed entra anche Pulvere ed esce Belfanti. Calcio d'angolo per il Pescantina, Nardi respinge di testa, la palla arriva a un attaccante che spara, Peritore la mette fuori. Sul successivo calcio d'angolo c'è questa respinta coi pugni di Peritore, poi la palla carambola fra i vari giocatori e Peritore raccoglie. Ci sono tanti falli e tante punizioni, stavolta la punizione di Olivieri parata facilmente da Carletti. E anche questa punizione battuta dal Pescantina, tocco di testa, ma Peritore para facilmente. E continuano i cambi nel Pescantina, il 16 per il 7 e il 20 per il 3. E continuano anche le punizioni, battuta di Olivieri, qualche rimbalzo, Varano recupera e combatte con i difensori, poi la palla arriva a Nardi che spara, ma Carletti è pronto e la toglie dalla testa di Soave. E c'è un altro cambio nel Santa Lucia, Zivi è malconcio ma vuole fare gli ultimi 10 minuti, entra Ziviani ed esce Varano. Ennesima punizione battuta da Olivieri, qualche rimbalzo e qualche rimessa, la palla arriva a Peritore che ci prova, il suo tiro esce sfiorando il palo. Ed è ancora Olivieri, stavolta è Ziviani che la tocca di testa per Ambrosio, la mette per Soave che lancia Ziviani sulla sinistra del campo, punta alla porta ma Carletti blocca il suo tiro. E lunga rimessa di Arduini per Soave che si destreggia, poi la mette per Pasini che è anticipato da un difensore. E azione del Pescantina che quasi arriva al gol, distesa solitaria, passaggio verso Pietro Poli che si libera dei difensori e tira, Peritore mette fuori. Dopo la battuta del calcio d'angolo, Pulvere raccoglie e lancia Ziviani, che si lancia in una corsa forsennata sulla destra del campo, arriva a fondo campo, ma al momento del tiro è anticipato e la palla è messa fuori. E altra occasione per il Pescantina, tiro da calcio d'angolo, Bonetti colpisce di testa, Peritore toglie la palla dalla luce della porta. Sul successivo tiro da calcio d'angolo c'è questo colpo di testa, la palla supera la traversa. Siamo quasi alla fine, su questa lunga rimessa di Ambrosio c'è questo colpo di testa di Soave, una respinta della difesa, Nardi allunga la palla, Olivieri recupera e tira, poi c'è batti e ribatti e questo fallo, l'arbitro fischia, ma non c'è neanche il tempo di battere la punizione, la partita è finita, portiamoci a casa il punticino e teniamoci stretto il nostro magnifico portierino.